No. Guardate qua di chi tengo la maglietta di Messi, pantaloncino. L'ho preso qualche giorno fa di Maradona. Vai giù, era il destino che vincevo Messi. Tra l'altro già si è un po' sporcato questo pantalone, è stato solo là. Vabbè, vai giù. Vi ritrovo bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Spezzacci mercato, battono napoletano. Come state? Vai giù. Spero tutto bene. Inghilterra, Argentina, 2. Primo gol va scusate, stavo dicendo Argentina, ma volevo dire Inghilterra, però i 2 gol che garantiscono il passaggio dell'Argentina in finale sono stati fatti da Lautaro e Enzo Fernandez. Indovinate il suo assist di chi? Entrambi i gol di chi? Di chi? Certo Lionel. Chi è questo Lionel? Ma io non lo conosco Lionel Andrés Messi, il calciatore argentino dopo Diego Armando Maradona, pace all'anima sua, più forte al mondo. Non potremmo scherzare proprio, voi potete dire quello che volete voi, a fortuna, un poco di fortuna ce l'ha avuta, però non in questo mondiale. Un po' di fortuna l'ha avuta, soprattutto nel mondiale 2022, lo ammetto da fan di Messi. Voi potete schifarlo a morte voi a Messi, ma non potete dire niente. Messi dopo Maradona, lo ripeto, è il giocatore, non ho paura di dirlo, è il giocatore più forte, ma più forte al mondo, ok? E supera Ronaldo il fenomeno, Battistuta un po' così, Kakà, Cruyff e tutti gli altri, vai giù. Ma non scherziamo proprio, Ronaldo ha fatto qualche partita buona allo United, io la penso così, poi voi siete ufficialmente, cioè non è ufficialmente, voi siete liberi di pensarla come volete voi, però è così, vai giù. Ronaldo ha fatto 1 annetto, 2 annetti, ma non mi ricordo quanto tempo è stata la sua esperienza al Manchester United. Ha fatto qualcosa di buono, chiamata del Real Madrid ovviamente, allenati da Zidane, Mourinho, con i giocatori più forti al mondo di quell'epoca. Come potevi far male? Non potevi far male in quel Real Madrid. Quindi, grazie al Real Madrid ha vinto il 5 Champions League, 4-5 palloni d'oro, non lo so. Ha vinto di tutto al Madrid. Poi, vabbè, ha vinto anche l'Europeo del 2016, sì, del 2016, con anche un pizzichino di fortuna alla finale contro la Francia. E questo, vai giù. Allora, vai giù. Io mi devo andare a fare una doccia veloce, che sto sudatissimo dall'allenamento, ho appena finito di fare, vai giù. Ciao, vai giù. Forza Napoli, sempre, forza Argentina, forza Messi, forza di Armando Maradona. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa semifinale tra Argentina e Inghilterra, volevo dire Inghilterra-Argentina. Ora l'Inghilterra si va a giocare il terzo e quarto posto con la Francia, se non sbaglio, e Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo. Io spero che l'Argentina la vinca, però la Spagna, come ha tenuto testa alla Francia, può tenere testa anche alla Spagna, all'Argentina, scusate, vai giù. Ciao, vai giù.